E vieni dal paese di origine? Dal Ghana. Ecco, da quanti anni sei in Italia? Sono nata in Italia. E di Lonigo cosa pensi? È un paese che accetta le altre etnie, le altre popolazioni? Io penso proprio di sì, Lonigo è una città che amo, sono sempre vissuta nei dintorni, quindi all'inizio ero a Madonna in una frazione di Lonigo, poi alla fine ci siamo trasferiti qua e mi sono sempre trovata molto bene con tutti, sia a scuola che anche in comitiva con gli amici, mi sono sempre trovata bene. Il significato di questa festa, la festa dei popoli, secondo te? Secondo me è per portare tanta unità e tanto amore tra di noi nelle diverse civiltà, perché comunque veniamo tutti quanti da paesi diversi e secondo me è un modo per integrarci molto di più qua in Italia. E cosa serve per integrarsi? Perché qui ci sono vari elementi, no? Cucina, spiritualità, costumi, abiti. Secondo te sono varie cose, che cosa ci vorrebbe per integrarsi? Ma secondo me è un po' di tutto, ma soprattutto l'amore. Ecco, non vederci diversi, ma vederci come un'unica cosa, tutti fratelli e sorelle. Secondo me questa sarebbe la cosa migliore. Come si chiama? Mi chiamo Junko, E dov'è originaria? sono di Giappone, di Osaka, Da quanto tempo qua in Italia? da quasi 20 anni che sto qua. Cosa le sembra di Lonigo? Che paese è? Un paese accogliente oppure ha dei pregiudizi? No, mi trovo molto bene, sono molto gentili con me, sono contenta. E senta, si trova qui alla Festa dei Popoli per fare qualcosa, no? Per dimostrare che ci siete anche voi, che vivete questa realtà. Che significato ha questa festa? Che significato? Significato, ho partecipato questa volta per mostrare la nostra cultura. Siccome il Giappone è un paese molto famoso, però come tecnologia, quindi io volevo far vedere una cosa vera direttamente così vicino. Cosa può portare l'Oriente alla popolazione occidentale? Cosa avete rispetto a noi che non conosciamo bene? Sì, infatti voi non conoscete bene, quindi, però siamo tra italiani e giapponesi, io trovo tanto somiglianza e vicina, quindi questa volta vorrei farvi vedere questa vicinanza. Gurjit Kaur, Da dove vieni come paese di origine? da India, da Punjab, E in Italia ci sei da quanto? da 8-9 anni. Che cosa ti piace dell'Italia? Cosa ti piace di Lonigo? Vigo, bella città, bella, tutto bello, tutto nostro. Con gli italiani com'è il rapporto? Sì, bene. Voi siete qua alla Festa dei Popoli come Sikh? E che cosa portate nella vostra cultura? Quali sono le caratteristiche? Per esempio? Per esempio il turbante, che non è che molte persone conoscono il turbante. Ecco, spiegaci un po' perché c'è questo copricapo caratteristico. Ma di solito i Sikh e gli altri popoli confondono i Sikh con i musulmani per la questione della barba dei maschi e del turbante. E qua siamo venuti per dire che noi non siamo i musulmani ma abbiamo un'altra religione, siamo diversi. Allora, Don Vittorio alle Feste dei Popoli del secondo anno, che significato ha questa festa? È un momento di incontro, un meeting proprio di popoli che si incontrano, con le loro diversità, con le loro convergenze, per cercare appunto di vivere questo spirito, ecco, di fraternità che è necessario, insomma, è indispensabile, è buono, fa bene, ecco, a tutti. Ecco, inizierà con un momento spirituale, forse anche questa è una cosa significativa, prima dei cibi, prima dei costumi, c'è un momento di spiritualità. Che significato dare a questo momento? Sì, credo che per un credente Dio va messo al primo posto, che sia credente cristiano, sia credente sikh, indù o marocchino, eccetera, messo al primo posto. E noi mettiamo all'inizio della Festa dei Popoli, questo momento di preghiera che non è una preghiera, diciamo così, fatta sul minimo comune denominatore di tutte quante le fedi, ma ognuno è dato un momento, lo spazio per pregare secondo le proprie
proprio credo religioso. Ringrazio dell'invito e ringrazio gli organizzatori, l'associazione Noi, la parrocchia, di aver creduto anche quest'anno in questa importante iniziativa. L'anno scorso giustamente è stato ricordato, è stato un successo, sono state delle bellissime giornate piene di colori, volte soprattutto alla conoscenza reciproca e all'integrazione. Questo è il messaggio e lo scopo di questa festa. Io dico che tutti noi dobbiamo fare un passo in avanti in questo senso, dobbiamo... Buonasera a tutti quanti, come diceva Papa Francesco, buonasera e benvenuti, anche se non senza voce qualcosa si capisce. Bene, la mia esperienza è questa, ed è l'esperienza di ogni uomo. Tutti abbiamo paura di ciò che non si conosce. Questa festa ha lo scopo di farci conoscere tra di noi e quindi di superare le paure, non con lo sforzo della volontà, ma per il fatto che conoscendo istintivamente si avvicina. Grazie a noi associazione e a tutti quanti presenti. La maggior parte dei giapponesi è buddista e shintoista. In Giappone non esiste il catechismo e a scuola non c'è l'ora della religione. Ma la religione viene tramandata da generazione a generazione. Ora vi leggo una parte della preghiera buddista chiamata Hanya Shinkyo, il sutra del cuore. Bussetsu Maka Hanya Haramita Shingyo, Ganji Zaibo Satsu Gyoshin Hanya Haramitaji, Shoken Goun Kaiku, Doisai Kuyaku, Sharishi, Shikifu Iku, Mushiki Shoko Mihokso, Mugenkai, Naishi Muishiki Kai. Bismillah, a nome di Allah clemente e misericordioso, di pace e benedizione sul profeta Muhammad. Anzitutto vorrei salutare tutte le gente che sono intervenute qua dentro, in particolare il parroco Don Vittorio e il sindaco. Allora, di cosa parlerò io? Innanzitutto parlerò della religione islamica. Come tutti non sanno bene, la religione islamica è basata sulla sottomissione di Allah, cioè il nostro Dio. Questo è tradotto materialmente in... God, Father of all mercies, we thank you for your goodness and for your loving kindness towards all citizens of Lonigo and Italy as a whole. We bless your holy name and we pray that you give us the strength to show forth thy praise not only with our mouths but also with our lives, by giving up ourselves to your service and by walking before thee in holiness and righteousness all the days of our lives. We pray for the organizers of Festa dei Popoli and the ethnic groups that the Lord will protect and bless them in all their doings. We pray that this Festa dei Popoli will bring us together in love and great harmony, that the glory may be unto the Lord our Savior, Jesus Christ. Amen. We are from India. In India, we can obey all the religions which we want to obey. India is a secular country. Noi veniamo dall'India, India è piena di religioni, infatti ci sono tante e noi tra quelle siamo Sikh. Sikhism is based on one God to be revived, to be devoted to, and in India, Sikhism is found in North India, that is in Punjab. Praticamente noi veniamo da India, soprattutto dal nord, dove c'è una regione che si chiama Punjab. Sikhism was started in 17th century by first Guru Nanak Dev Ji. La nostra religione è praticamente iniziata nel XVII secolo da un dio che si chiama Guru Nanak Dev Ji. After Guru Nanak Dev Ji, there were 10 gurus, and after 10 gurus, now we are praying Guru Granth Sahib, which is in word form.
abbiamo avuto dei 10 guru, cioè 10 dei, e oggi crediamo solo uno che si chiama Guru Granth Sahib Ji, dove ci sono delle parole. Karta Purkh Nirbhau Nirvair Akal Murth Ajuni Saibhang। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को हमारा सादर नमस्कार। Saluto parte di nostra comunità, tutti presenti qua. Namaskar। हम आपको कुछ शब्दों में हिंदू धर्म की विशेषता बताते हैं। हिंदू शब्द का अर्थ है हिनानी गुणाणी दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अपने हीन गुणों को दूर कर अपने अंदर दिव्य गुणों को आत्मसात करता है उसे हिंदू कहते हैं। In poche parole spieghiamo cosa vuol dire nostra religione hindu. Parola hindu vuol dire eliminare nostra qualità inferiore e crescerà nostra qualità divina। अर्थात जो भी व्यक्ति जिस भी मार्ग से ईश्वर को पाने के लिए जो भी प्रयास करता है वह सभी हिंदू है। हिंदू धर्म की यह सर्वव्यापकता दर्शाता है। Questa parola hindu vuol dire ogni persona prende tutte le strade, vuol dire ogni persona ha la sua strada e tutte persone sono hindu, e questa è grande cosa di religione hindu। प्रत्येक व्यक्ति come tutte le fiumi, però alla fine vanno a giungere al cielo, e questa è grande cosa di religione hindu। Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere chi ama la violenza. Dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito, e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Questo pesante. Tutti insieme, pronti? Via e buona festa dei popoli 2013. Quasi finito. Senza